Siamo giunti alla quarta corsa dall'Arcoveggio, premio Trofeo for Life Amazzoni, la prima delle due prove, anche questa senza frusta. Sono 10 al via: Aberchi Lubi, Aura del Ronco, Amalfi dei Greppi, Anuk Grad, Annie Pan, Aura Club Mail in prima fila, Ali Prav, Amos Rab, Able TR, Alcatraz in seconda. I favori in chiusura per Aura del Ronco, Aberchi Lubi la primissima alternativa, come era prevedibile. Sono numeri 1 e 2, anzi 2 e 1, più appoggiate. Vediamo intanto in partenza la velocità di Amalfi dei Greppi, attaccata da Annie Pan che insiste al suo esterno. Amalfi però mantiene la corda, più indietro c'è Aura del Ronco, si accoda a questo punto in seconda posizione Annie Pan, mentre all'esterno rimane Anuk Grad, partiti bene dalla seconda linea Able TR e Alcatraz, mentre sono più indietro Aura del Ronco e Aberchi Lubi. Vediamo intanto i primi 214,8 per Amalfi dei Greppi, che va a completare il quarto in 34. All'esterno Anuk Grad risale gradualmente, trascinandosi Aura del Ronco, che lascia la terza posizione e viene infilata all'interno da Able TR per prendere la schiena di Anuk Grad. Dopo 646,3 quindi si formano diverse pariglie. E alle spalle di Amalfi dei Greppi che conduce c'è sempre Annie Pan, ora raggiunta da Anuk Grad, che si trascina Aura del Ronco, a sua volta seguita da Alcatraz e quindi Aberchi Lubi, tutti percorsie esterne. Lungo la corda invece in terza posizione rimane Able TR davanti a Ali Prav. Poi a chiudere il treno interno c'è Amos Rab. Intanto il chilometro in 1:17,4 con Amalfi dei Greppi che fin qui si è mantenuta tranquillamente in vantaggio, con all'esterno Anuk Grad, alla corda è sempre Annie Pan, 400 alla conclusione. Poi vediamo Aura del Ronco che per il momento non riesce a essere incisiva. Cavalli a metà della curva finale con Amalfi dei Greppi che si trascina Annie Pan e quindi Able TR. Cavalli all'esterno non riescono a essere produttivi, così entra in netto vantaggio in addirittura d'arrivo Amalfi dei Greppi. Ci prova Annie Pan all'esterno, Amalfi dei Greppi però ancora buon margine finale con Annie Pan che recupera. Amalfi dei Greppi però si salva ancora da Annie Pan, terzo posto per Able TR, 1:15,6, 29,2 a chiudere per Amalfi dei Greppi, che Mario Natinchi porta a un bel primo piano, chiude forte Annie Pan che avvicina sensibilmente nel finale la vincitrice. Vedete, arriva a guadagnare molto nelle battute conclusive, ma Mario Natinchi ha anche il tempo di esultare, di alzare il braccio per esultare appunto per la vittoria. Al terzo posto finisce Able TR. Il successo quindi per Amalfi dei Greppi, Mario Natinchi, Roberto Biagini al training, la quota di 8,96 al totalizzatore.